Fumagalli ha compiuto una rassegna dell'impiego del gender nella comunicazione ecclesiale, rilevando che la maggior parte di ricorrenze fanno riferimento a un significato, che è quello della posizione che io ho definito estremismo culturalista. È per esempio il significato con cui lo impiega la lettera della Congregazione della Dottrina della Fede del 2004 sulla collaborazione dell'uomo e della donna, è uno dei documenti in cui si parla di ideologia gender, ma quando questo documento impiega questo termine ha in mente quel significato lì, non tutti gli altri significati. Per esempio, se noi andiamo a leggere un testo che è stato pubblicato nel 2003 dal Pontificio Consiglio della Famiglia, ci sono vari contributi dove c'è un rifiuto dell'uso ideologico del gender, ma si dice che c'è un riconoscimento della positività di una prospettiva di genere che tutela il diritto alla differenza tra uomini e donne e promuove la corresponsabilità nel lavoro e nella famiglia, da non confondere con la posizione radicale. E anche quando Papa Francesco, perché Papa Francesco ne ha parlato, in realtà poche volte, perché se andate a contare sono 3 o 4, non più di 4 credo, e finora non ho trovato nessun uso da parte del Papa di questo concetto prima della sua elezione, quindi vuol dire che ha cominciato a usarlo in Italia e quindi probabilmente recependo il modo in cui si tende a parlarne in Italia. Lui dice, e soprattutto l'udienza alle famiglie del 15 aprile, l'udienza generale del 15 aprile 2015, l'esperienza ci insegna che per conoscersi bene e crescere armonicamente, l'essere umano ha bisogno della reciprocità tra uomo e donna. Quando ciò non avviene se ne vedono le conseguenze. La cultura moderna e contemporanea ha aperto nuovi spazi, nuove libertà e nuove profondità per l'arricchimento della comprensione di questa differenza, ma ha introdotto anche molti dubbi e molto scetticismo. Vorrei esortare gli intellettuali a non disertare questo tema, come se fosse diventato secondario per l'impegno a favore di una società più libera e più giusta. È indubbio che dobbiamo fare molto di più in favore della donna, se vogliamo ridare più forza alla reciprocità tra uomini e donne. È necessario, sto ancora citando il Papa, che la donna non solo sia più ascoltata, ma che la sua voce abbia un peso reale, un'autorevolezza riconosciuta nella società e nella Chiesa. Cioè, il Papa dice, c'è bisogno di maggiore conoscenza della differenza tra uomo e donna per accrescere la giustizia dei loro rapporti e la reciprocità. Quindi per comprendere quei condizionamenti che relegano la donna a un ruolo e a una voce di invisibilità nella Chiesa come nella società. Ma questa è una prospettiva di genere. Quando il Papa fa questo discorso, anche se lui non usa questa parola, adotta una prospettiva di genere. Il Papa, quando parla di ideologia gender, parla di un certo significato che si attribuisce al concetto di gender. E non a caso ultimamente anche ci sono stati interventi su Avvenire, su Radio Vaticana, di recente abbiamo avuto una nota dell'ufficio scuola della diocesi di Padova che ha precisato come spesso questo concetto venga usato in modo improprio, e pochi giorni fa il vescovo di Trento, Bressan, è dovuto intervenire per chiarire che i progetti sulla parità uomo e donne nelle scuole della provincia di Trento non hanno niente a che fare con l'ideologia gender. Quindi è un tema su cui forse bisognerebbe rallentare un attimo e smorzare gli animi, perché secondo me si tende a esagerare con certi discorsi. Chiudo, se ho ancora 2 o 3 minuti, con alcune osservazioni su come la prospettiva di genere può essere affrontata in un discorso teologico. Io mi limito a dei pensieri brevi e rapidi. La portata teologica di questi temi secondo me è stata ben spiegata da una teologa italiana, Cristina Simonelli, in un suo intervento recente, dove dice: la differenza sessuale è il grande rimosso della nostra cultura e portare la parola è un'operazione necessaria, oggi rinunciabile anche per la teologia. Perché? Perché per ragioni storiche e culturali nella Chiesa cattolica, nella definizione del ruolo della donna, ha prevalso storicamente un punto di vista maschile. Basti pensare a tutto quello che è derivato in base a questo ragionamento implicito, perché non lo troviamo mai nella dottrina della Chiesa, nel magistero della Chiesa, perché però
è esistito come presenza sotterranea, come fiume carsico. Se Dio è padre, allora è maschio. Cioè, da questa identificazione del divino con il maschile è discesa tutto un modo pur col fatto che la Chiesa con i monasteri femminili ha anche avuto degli spazi notevolissimi di promozione della donna. Però se questo pensiero, questo volto di Dio che implicitamente esiste e che va decodificato e in cui la prospettiva di genere aiuta, non sostituisce la teologia, ma aiuta la teologia a riflettere. Per chi si spaventa poi di fronte alla parola cultura, cioè il fatto che nel nostro modo di vivere entra dentro anche la cultura, segnalo un documento del 2008 della Commissione Teologica Internazionale, che è presieduta dal prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, che si intitola La ricerca di un'etica universale, un nuovo sguardo sulla legge naturale. Questo documento respinge il determinismo fisicista e parla di storicità ed evoluzione della legge naturale, che mantiene un nucleo essenziale, ma nella sua formulazione e attuazione cambia, perché, come diceva peraltro anche Tommaso d'Aquino, la natura umana si cala e si articola dentro quelli che sono, lui non usava questi termini, la storia e la cultura. Quindi non possiamo parlare di immagini dell'uomo monolitiche, fisse e immutabili, ma infatti la Bibbia non parla non dà una definizione dell'uomo e della donna. Nella scrittura non troviamo dire che cosa è il maschio e che cosa è la femmina. Quando la scrittura parla dell'uomo a immagine e somiglianza di Dio, parla della relazione. La Bibbia descrive una relazione e non è una relazione pacifica. Vi faccio solo un esempio perché Dio disse, Genesi 2,18, non è bene che l'uomo sia solo, voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. Non è bene che l'uomo sia solo, cioè non possiamo vivere isolati. Però questa traduzione, un aiuto che gli corrisponda, può essere tradotta e interpretata in molti modi. Faccio una rassegna dai vari esegeti. Aiuto come davanti a lui, aiuto simile a lui, sostegno di fronte a lui, partner simile a lui, alleato, ma anche aiuto che gli sta faccia a faccia. E Rashi di Troyes, che è il più grande dei commentatori ebrei della Bibbia, dice: se l'uomo ne sarà degno, la donna sarà per lui un aiuto. Se non ne sarà degno, ella sarà contro di lui per combatterlo. Perché Rashi di Troyes traduce questo versetto dicendo un aiuto contro di lui. La donna sarà un aiuto contro l'uomo. Perché? Perché la Bibbia ci dice che la relazione tra uomo e donna, la relazione nella differenza, e quindi riconoscere la differenza, ascoltare la differenza, dare voce alla differenza, è indispensabile per essere uomini e per essere donne. Ma questa relazione non è facile e sappiamo che la coesistenza, la convivenza tra uomo e donna nella famiglia, nella società e nella cultura non è una storiellina di rose e fiori. Io sono sposato da 14 anni, ne saprò qualcosa, è qualcosa che richiede lavoro, impegno, fatica e richiede di giocarsi dentro la vita. Bravo! Che Adamo chiamò sua moglie Eva, il greco nella versione dei 70 traduce Adamo chiamò la sua donna col nome vita, perché etimologicamente Eva deriva dalla radice aiar, che è vivere. Quindi noi abbiamo bisogno della differenza per vivere, senza la differenza saremmo morti, ma allora abbiamo bisogno di una teologia, di un discorso pubblico, anche di un discorso cristiano, che faccia emergere questa differenza. Andando oltre il rapporto affettivo, la differenza c'è indispensabile per conoscere noi stessi e per essere pienamente umani. Allora un umanesimo cristiano ha bisogno di mettere a tema la differenza e assumerla nella libertà della relazione. Chiudo con Fumagalli: la prospettiva cristiana non solo svela l'essenziale relazione tra uomo e donna,
ma rivela anche quale pratica della relazione potrebbe permettere agli esseri umani di scoprire la propria specifica identità, evitando il duplice scoglio che in nome della differenza sessuale lede la dignità della persona, come succedeva più spesso in passato, o viceversa, in nome della pari dignità, vanifica la differenza sessuale, come può avvenire oggi. A tale pratica rimanda il come dell'amore di Gesù, il quale non è un dovere ma un dono da accogliere. Allora, amare significa anche conoscere ed esplorare la differenza, e la prospettiva di genere, non l'ideologia gender, la prospettiva di genere, intesa nel modo corretto, è uno stimolo, è un aiuto, è uno strumento per compiere questa operazione. Benissimo, ringrazio il professor Albini per la sua appassionata analisi, direi che ha spaziato dalla storia alla sociologia, alla teologia, alla filosofia, all'antropologia, e che quindi ci ha veramente aiutato a entrare nel cuore della serata, ma senz'altro adesso è il momento però di dare la parola all'onorevole Valeria Fedeli, vicepresidente del Senato, che è anche prima firmataria del disegno di legge a cui poi ci si richiama nel famoso comma 16, famigerato comma 16 del decreto della buona scuola. Le passo la parola, onorevole, prego. Intanto io vi voglio chiedere scusa perché 1 ora e 5 minuti di ritardo del treno, adesso non lo so, mi dispiace veramente tanto e chiedo scusa. Poi mi hanno fatto fare una corsa in macchina che spero che non ci siano dei rappresentanti della legge, perché la velocità è stata terribile. Allora, intanto mi pare importante, io tra l'altro posso permettermi, la ringrazio tantissimo perché per me è stato un ascolto, per la parte che ho ascoltato, per me molto importante e anche molto di sostegno e confortante. Come nasce e perché nasce il disegno di legge diciamo, di cui io sono prima firmataria, ma vi dico subito che l'avevano firmato e l'hanno firmato tutti i rappresentanti di tutti i partiti presenti al Senato della Repubblica. Lo dico perché anche questo è un elemento. Come nasce e che cosa contiene? Faccio 2 passi indietro. Noi abbiamo avuto in questo Parlamento, in questa legislatura, la votazione all'unanimità alla Camera e al Senato di quella che viene chiamata la Convenzione di Istanbul, che è diventata dal 1° di agosto dell'anno scorso, dopo che altri 10 paesi europei l'hanno ratificata nei propri parlamenti, diventata legge dello Stato dal punto di vista della responsabilità dello Stato per le sue, diciamo, competenze per contrastare la violenza verso le donne. Io ve la dico subito, sono i concetti che il professor Albini ha dato, la differenza tra nasci donna, nasci di sesso femminile e nasci di sesso maschile, punto. Poi la costruzione culturale è un'altra cosa. Io sono, se ho capito giusto la sua categoria, sono nella categoria delle moderate, per capirci. Però con la Convenzione di Istanbul si dice che ogni violenza verso le donne e ogni discriminazione verso le donne di ogni età è un attacco, diciamo così, ai diritti umani. Questa è la Convenzione di Istanbul. La Convenzione di Istanbul ti dice in più che per sradicare la violenza contro le donne, e che ti dice, come tutti sappiamo perché lo leggiamo sui giornali, prevalentemente la violenza sulle donne, che non è soltanto il punto finale che vediamo tutti, cioè quando una ragazza o
una donna viene uccisa, quello è il femminicidio.